iniziamo ancora un minutino, ragazzi. Lavoriamo insieme, non contro qualcuno, quindi cooperate, cercate di lavorare già con l'idea e l'indole di migliorare. Deve essere uno scopo positivo, attivo, non qualcosa di distruttivo. Io posso anche battere uno e distruggerlo, però non miglioro. Ho tolto una possibilità di migliorarmi nel tempo. Questo è quello che l'Aikido principalmente ci insegna, cioè cerchiamo di fare di quello che è un momento di scontro un incontro. Cerchiamo di fare crescita, maturazione, storia, memoria, è tutto insieme. Questa parte qui è tutta insieme. Ok, ancora un minutino. No, tranquilla, ci aspettiamo che ci tengo. Cercate di lavorare con tutti, non fate una coppia standard di giornata, ma puntate a conoscere. È fuori dai vostri schemi, lo so, se avete un compagno di allenamento o cose preferito, benissimo, però la realtà è fatta di caos, incidenti, lo stesso principio di cui si parla di randoli. Ciao Lucia, veloce. Di randoli è proprio caos, ok? Poi noi cerchiamo di organizzarlo quando abbiamo il momento randoli, ma la realtà delle cose è ben diversa, è incidenti, casualità, fortuna, ok? Anche Atsumi Sensei parla di queste cose e tutto si muove in un'unica ottica, quella che dovrebbe essere l'amore della disciplina, a prescindere da quale essa sia shodo, pittura, aikido, judo, budo, deve esserci un amore verso qualcosa per continuare a portarlo in essere. Capito perché vi ho portato qua il meglio, forza. Perché prima lui, poi meglio. Allora, partiamo pure subito. Tutti col gioco, se qualcuno è sprovvisto in avvisa. Partiamo col Keiko. Allora, intanto ragazzi io vi saluto e vi porto i saluti per quello che è tutto l'Aikido Veneto da parte del maestro Giuliatti Giancarlo. Non è potuto venire qui, vi saluta moltissimo, ci avrebbe tenuto molto proprio ad esserci, purtroppo ha tutta una serie di impegni che nonostante le festività continuano. Sapete che è il nostro fiduciario regionale, oltre ad essere membro della Commissione Nazionale Aikido, però abbiamo qui oggi due persone che secondo me incarnano non solo lui ma anche tante qualità, tanti maestri che abbiamo avuto anche in comune in passato. Quindi la cosa bella secondo me sarà uscire da questo Keiko nutriti, positivi, di alcuni insegnamenti che fanno parte di quella che è la loro storia. Tenete presente che loro sono, come Aikido, secondo me dei riferimenti degli 8 pilastri che vedete qui del judo. Secondo me loro sono un ottimo riferimento, lo vedrete dal loro modo di spiegare, dal loro modo di fare e anche da come semplicemente sono entrati e si sono messi qui a mente tra di voi, perché sono come noi, sono parte di un sistema dove l'umiltà è sempre presente, dove il rispetto è sempre presente. E io sono veramente felicissimo oggi di avervi qua, veramente. Ok, partiamo con il saluto ragazzi. Io resto volentieri qua al centro, ci giriamo. Sisa. Ok, prima di rialzarci, tenete pure il gioco sui dati. Vi ricordo di iniziare la pratica, ok? Nel judo abbiamo di solito un momento che si chiama Mokuso, o all'inizio o al termine della pratica. Serve a dire cosa hai portato a casa, se hai chiuso il judo, la parte di ora di judo. Se lo stai iniziando invece significa lascia i pensieri
che ti stanno un po' attanagliando, lasciali un attimo a bordo tatami vicino alle ciabatte, ci ritorni più tardi, ci ritorni dopo. Lo scopo dovrebbe essere quello di potersi concentrare. Noi nei Kido ovviamente non abbiamo questo, non abbiamo questa fase di meditazione chiamata, seppure si esercita Moksho, tutti stanno in silenzio, e se all'inizio si pensa a lasciare riposare i pensieri negativi e a iniziare la crescita, se è fatto al termine, studiato al termine, si ripensa alla pratica, a cosa ho imparato, a cosa riporto a casa con me. Vale lo stesso anche adesso, va bene, anche se non lo abbiamo fatto. Nel Kido è molto presente la fase meditativa, l'importanza di quello che è un pensiero costruttivo. Quindi iniziamo subito a portarci nell'ottica della conciliazione, di Hai, il termine principale di Aikido, quindi armonia. Cerchiamola prima da noi per poter poi andare agli altri. Okay? Questo è il principio che c'è anche nel judo del Moksho, nella riflessione, insomma, e questo facciamolo come Aikido, portandoci subito a praticare lei Enrico, e chi di voi due vuole che poi c'è? Sì. Rizzu. Chi vuole fare il Facciamo un esercizio a coppie. Si chiama Katakegari Tenrenku ed è un esercizio per impostare il vostro corpo a un determinato lavoro. Dalla posizione di guardia Hami porgete il polso, Uke afferra il polso, avvicinate il corpo a Uke. Per andare bene immaginate che il mignolo punti alla vostra cintura, qui, vi dà una postura diciamo rotonda del corpo, e poi con questo perno ruotate l'anca e poi riprendete posizione. Ok? Prego, proviamo coppie. Scolatevi. Rispondetevi, non siamo mai dietro. Coppie, manca qualcuno? Non siamo mai dietro. La guardia strutturale è la mia, quindi in questo caso piede sul destro avanti, sinistro ali la punta avanti. Uno metterti in una guardia che sia questa, e adesso una guardia un po' più filata, perché è il prego. Nota? Mi dai un secondo? Sì. Grazie. Fare in modo che la sua forza venga da questa lì. Secondo solo? Vabbè. State pure dove siete, non è un problema.
tanto giochiamo tranquilli. Due cose abbastanza importanti, proprio di base. Uno, lasciala lì. Togliere gli orpelli quando si pratica, se vengono via, anelli, cose, boh. Seconda cosa, l'atteggiamento di chi fa da ok? Lei deve fare l'esercizio, così. Questa postura non è un buon esercizio per lei e non è un buon esercizio per me. Mi vedete, a prescindere da dove che praticate, che anche se sono in un anni decente, non ho una buona postura del corpo, sono tutto incassato. E lei non avrà mai modo di fare un buon esercizio se io non le do una buona. Non fa niente, non è lei che non è capace di fare elementi. Sono io che non le sto dando l'input giusto. Quindi l'input è io prendo, sono stabile e la mia intenzione è mantenere la mia stabilità in questo caso. Quindi la mia stabilità è qui, lei se riesce a fare l'esercizio di spostare la mia stabilità. Seconda cosa, la presa. Fate tutti un'arte marziale in cui ci sono delle prese, che facciate fate karate, jiu-jitsu, judo, chi se ne frega. Judo, cavolo, la presa non sarà mai così, col pollice e l'indice. Adesso io spero che non facciate judo così, Fabio penso che vi picchi. Va bene. La presa è forte se parte dal mignolo, ok? E chiude. Qua è uguale, non stretolate il polso al vostro compagno, ma prendete con una presa che sia salda e che sia sincera. E allora lei, quando farà l'esercizio, riuscirà a avere il controllo del mio corpo in tutto l'esercizio. Se io prendo così, smorfo e senza prenderlo, guardate, strappa, si libera, non è una buona presa per me, non è una buona presa per lei. Quindi due cose attenti: l'atteggiamento, quindi la vostra postura, e la presa, che sia non dura, ma salda, giusta, che per poter mantenere la presa durante tutto l'esercizio. Io alla fine ce l'ho ancora, ok? Proviamo un secondo, sono attenti a queste due cose e poi facciamo altro. Cambio coppie. Bravo, cambio coppie. Mischiatevi.
parte di Zazen, sempre di Zazen quando scrivono, ragazzi. Sempre come esercizio. Ok. Facciamo adesso un nuovo Tedori Bocchio, che assieme a Tedori Tagnolenco era uno dei due esercizi che Osensei, il fondatore dell'Aikido, faceva sempre fare all'inizio di ogni tempo. La presa questa volta cambia, non è più Katate Dori, ma Morote Dori, ovvero entrambe le mani di un re afferrano il braccio di Tori come fosse un re sostanzialmente. Si comincia con rompere la forza come? Allora, lui è forte, quindi se tiro mi blocca, se spingo si punta, se cerco di andare fuori anche, anzi mi mette in leva, l'unica cosa che non può impedirmi di fare è di andare giù, questo. Tutto giù, dicono sempre Kimochi. Quindi mi abbasso sulle anche, vedete, porto il palmo verso di voi sostanzialmente. A questo punto, la parte più complicata, mi passo ai sacchi e vedete questo viene accompagnato con il movimento di Kokyu, che è questa rotazione del polso. Mi porto accanto a lui le nostre cinture, il nostro centro deve guardare nella stessa direzione. A questo punto, su come avere un bicchierone di acqua, di birra, leggero passo dietro di lui e ruoto l'anca, ruoto completamente sino a che lui cade. Non guardate ok perché la testa vi porta giù, ok? Si finisce così. Dall'altra parte. Proviamo? Mi va? Proviamo. Grande coppia.
Bravissima! Mi fai vedere un altro? Dall'altra parte. Vai. Brava. Molto brava. Bravissima.
Andiamo avanti, ma partiamo con qualcosa che vi possa aiutare magari per scaldare un attimino la fase di caduta, ok? Quindi dei My Memory Candy. Partiamo da un catate. Ok, molto semplice. 1, 2, lavoro qui vicino al largo e vi fate molto molto facile, molto pulita. Da qua devo evitare eventuali colpi, anche perché lui non prendeva per restare fermo, lui prendeva per boom, per HMI, quindi tutti i colpi devo lavorare aiutandomi, quindi tenendomi in protezione, in guardia di sicurezza. In questo modo ho una griglia di difesa se porto il colpo, quindi avrete questa fase come un carico di spada, come idea. 1, 2, qui c'era un colpo una volta, tenetevi larghi e con questa pressione, se siamo qua ve lo fa lui, boom. Dobbiamo annullare le distanze, nell'entrare 1, 2, da qua dovrò lavorare in co-Q adesso, questa chiude e questa chiude. Cercate di pulire i vostri movimenti usando gli spazi, non la forza. Questo è un lavoro che possiamo fare fino a 100 anni, qualcos'altro di forza finché il corpo tiene botta. Ancora una volta, carico showman, mi avvicino, qui immaginate il colpo, da qua porto basso, dai proviamo. Ci mettiamo tutti nello stesso senso così non ci schiariamo. Tutti di qua.
per questione di un attimino quella che può essere un po' la storia, se volete, di come è cambiato l'aikido nel tempo, perché molti sono judoka, quindi può non esserci il filo diretto tra cosa accadeva, come era una tecnica, come è stata trasformata. Il particolare è che da quella che era un attimo la fase di Daito Ryu Aikido, quindi una parte di colpire per annientare un avversario, si è elaborato un sistema vero e proprio da Ueshiba per ripulire il tutto dalla parte negativa e violenta e che richiamava un attimo la guerra. Se vediamo la stessa tecnica portata in un modo tecnico antico, avremo una cosa di questo tipo. Ci potete fare così da dove vedreste un atteggiamento più di questo tipo. Qui tiravo fuori il tanto, finivo il lavoro, non è molto bella, pulita, notate anche voi, no? Rispetto a qualcosa che, passatemi il termine, non fa morire qualcosa, ma fa andare avanti, e adesso sono io che lo afferro, e la può eseguire lui. Quindi qui restiamo in vita entrambi, continuiamo entrambi a evolvere. Il sistema in prima o in piedi l'altro a terra. Uno è finito, l'altro no. L'aikido cerca di creare quel famoso discorso iniziale, da cui mi ricollego, dove la tecnica è importante, ma non deve essere la fine di distruzione. Qui siamo nella prima parte del Keiko. Se sapete, il tema che vi ho dato è nella tecnica, dietro la tecnica, al di là della tecnica. È il tema di questo seminario. Cerchiamo di capire bene. Essere nella tecnica significa studiare passo passo e capire il suo significato, il suo senso, sì di principio, ma ancora non ho un'elevazione filosofica al seguito, cioè non capisco cosa sto facendo, non la sto vivendo bene, non ho colto cosa c'è dietro alla tecnica, che vedremo tra poco. Siamo ancora in questa fase adesso, siamo nella tecnica, ok? Ho voluto inserire questi 3 frasi perché durante il Keiko andremo a svelare dei pezzettini e ogni volta vi dirò a che livello siamo. Adesso siamo nella tecnica. Quindi questo era per dare il panorama da come si è pulito e eliminato un sistema che uno era in piedi, l'altro era a terra, e invece qualcosa che permette a tutti e due di ok, mi rialzo, riprendo il mio equilibrio e adesso provi tu. Questa è la bellezza e la purezza espositiva dell'aikido, estetica dell'aikido e anche filosofica che c'è nell'aikido. Ora andiamo avanti. Visto che cominciamo a connettere le varie cose, cominciamo a connettere anche noi stessi. Sono arrivata? Facciamo una cosa che nell'aikido si fa relativamente poco, ovvero le tecniche portate una volta che siamo in Seiza, quindi una antica neanche tanto, lo usano ancora in Giappone, posizione di riposo, se volete, ok? Quindi uno davanti all'altro, circa un pugno di distanza tra le nostre ginocchia. Perché? Perché è una buona distanza per attaccare, ci arrivo. Se sono qui e sono in ginocchio è un casino arrivare a lui, no? Ok. Quindi presa come prima, la presa, mi raccomando, le dita, la presa stabile. Abbiamo una difficoltà in più nel sollevare, non abbiamo una parte di gambe, ok? Quindi muoversi sulle ginocchia è sempre un po' complesso e le sue posizioni di squilibrio cambiano leggermente, perché questa diventa molto più stabile, anche questa è abbastanza stabile. La direzione migliore per equilibrarlo è rispetto alla sua gamba la perpendicolare, ok? Quindi prima cosa, rompere la sua forza e poi connettere il mio corpo al suo col movimento d'anca e portarlo verso la sua direzione di qui e seguirlo, ok? In questo modo è controllato e in tutta amicizia può tornare su e sviluppare anche lui la sua tecnica. Rompete la forza e andate a portare con l'anca il suo corpo verso la sua direzione di squilibrio, ok? Lo proviamo per cortesia
in questa fase con le ginocchia al massimo un paio di pugni una dall'altra. Poi vedremo perché se siamo così le cose cambiano leggermente, ok? Quindi state così, mettetevi i pugni come distanziatori e provate questo esercizio. A coppia sempre. State un po' sfasati sul tatami in modo da non finirvi addosso l'uno con l'altro. Sì, anche come cono.
Vediamo una forma diversa, ma non perché il principio sia diverso, semplicemente perché l'opportunità che mi dà lei è diversa. Ok? Allora, prima vi ho detto, cercate di stare con le ginocchia così, a questa distanza di 2 pugni uno dall'altro. Ok? Adesso lei, che può fare quello che vuole, perché il mio ok non è che va a fare quello che gli dico io. Quando siete in gara, quando siete in giro, non sapete cosa vi arriva, no? Lei può fare quello che vuole. Lei decide di piantarsi così per terra, con le gambe alte, come uno scaricatore di foto, no? Ok? E prendere. E allora il mio bel esercizio di portarla, scusami, prima era così, su questa linea di perpendicolare, non funziona più, perché lei c'ha sto ginocchio qua che la tiene ancorata a terra. Vabbè. No. Il concetto non cambia. Gamba perpendicolare, non è più qui, è lì. Però rompo la forza e provo a andare lì. Lei è a metà di me, eppure non ce la faccio. Ok? Allora cambio il mio atteggiamento, ok? Nessuno fa tiro con l'arco qui, credo. Se qualcuno lo fa tanto meglio, perché l'atteggiamento è questo. L'atteggiamento è questo, defilare il corpo e tendere l'arco. Qui, vedete come porto il suo corpo? Stai fermo così a modo. Lei ha il suo braccio e il suo braccio, tutto bello in linea, esattamente lungo la linea di squilibrio. Quindi per me è molto facile, rompendo sempre la forza all'inizio, mi raccomando, aiutarla ad andare dove vuole, non è un problema. Quindi lo proviamo così, mi raccomando, lei tiene comunque in modo saldo, quindi se io cerco di fare i movimenti senza rompere la forza, non succede niente. Prima cosa, squilibrio o rompimento della sua forza. Poi, ampio verso di lei. E poi controllate, è un controllo a terra, non succede niente. Potete andare a fare quello che volete, no? Ma non è quello lo scopo, è farla rialzare insieme a me.
tiene. Noi finiamo, tutto bene, torna su con me. Fa anche esercizio per le cadute, fa riscaldamento per la schiena, non è fa riscaldamento per cercare di sopravvivere. Ok? Proviamolo? Dai. Cerchiamo di finire 3 coppie su questo binario, 3 coppie su questo binario, sempre almeno 3. Che con qualcuno c'è
indica la direzione. C'è qualcuno che deve andare o continuiamo? Continuiamo, ok. Allora, abbiamo preso il gioco e questo perché vorremmo vedere con voi alcuni dei 20 suburi, che sono sostanzialmente i 20 esercizi base, i 20 movimenti base che nell'aikido si fanno con il gioco. Diciamo che i 20 suburi sono divisi in 5 gruppi. Noi adesso facciamo il primo, che si chiama Tsuki Go-On, ovvero i 5 tsuki, 5 affondi. Vedete che sono tutti quanti dei movimenti di affondo, sostanzialmente, se vogliamo, con i quali in passato si infilzava l'avversario in vari modi. Allora, cominciamo. Solitamente la pratica dei suburi comincia da questa posizione qua, simile a quella del saluto, ci si mette in piedi riuniti e si chiama quello che si fa Jo Suburi Niju Pon. I 20 movimenti di gioco. Tsuki Go-On, i 5 tsuki libero, mi metto in Ponjo no Tamae, è questa posizione qui.
Prima di date delle... Prima che qualcuno... Esatto. Ok, lo faccio rivolto verso di voi la prima volta, poi ci stanno. Allora, primo tsuki è il chokutsuki, l'affondo diretto. Si fa così. Ruotando l'anca vado a prendere il gio con la mano sotto a quella che già impugna, ritirando l'anca me lo porto al fianco. Vedete che le mani in un certo senso scorrono di modo da afferrarlo alla base e più o meno a metà. Le mani cadono dall'alto, ok? Quindi da sopra e qua. È una posizione un po' scomoda, ma capirete adesso perché. Lo tsuki si fa come? Tirando il gio verso il dietro fino che arriva all'estremità e avanzando leggermente, spingendo davanti, ok? Immaginate quando colpite di dover strizzare uno straccio, vedete che in un certo senso la mano ruota e cosa succede? Lo blocca più o meno all'altezza della cintura, che è la posizione più comoda, ok? Quindi il movimento intero è così, ok? Si porta giù e si riprende. 1 e 2. Ok. Lo facciamo un po' insieme? Ripetiamo 3 volte? Ok. Allora, richiamiamo insieme. Chokutsuki. Chokutsuki. Bravissimo. Bello. Ancora. Non serve spingere il gioco fino in fondo perché questo ha poco controllo. Ci fermiamo dove siamo comodi, a metà. Solitamente il gioco lavora così, ok? Un'altra volta. E... ok. Io non vedo bene, ma se vi dico nota cose da correggere, ci fa sapere. Ok. Il secondo tsuki, Kaeshi Tsuki, è uno tsuki di Kaeshi in risposta a questo qua. Quindi immaginando di aver subito un gioco tsuki, grazie Elisa, vanno qua al centro, ok? La mia risposta sarà questo. Ruotando l'anca faccio scivolare il gioco verso il dietro, lo afferro, mi sposto leggermente, ricaricando e rispondo, ok? Fatto senza il gioco davanti, è così. Vedete che in un certo senso stavolta sono in posizione contraria. A prima però lo tsuki si fa sempre alla stessa maniera, lasciando correre la mano dietro sino all'altezza della cintura e strizzandolo come uno straccio. Ok? Secondo, Kaeshi Tsuki. Kaeshi Tsuki. Quindi indietro, dritto, e Kaeshi Tsuki. Kaeshi Tsuki. Kaeshi Tsuki. Kaeshi Tsuki. Un più avanti, ok. Significa un pelino più stabile, ok? E vi posso sentire dire qualcosa? Due cosine. I colpi di tsuki possono essere portati a diverse altezze sul corpo, no? Quindi posso colpire diciamo al centro verso solare, in alto verso la gola, verso la testa, in basso verso le ginocchia, la caviglia, le gambe, piedame. I suguri 9 su 10 ci danno una posizione intermedia, quindi miriamo a questa altezza, all'altezza del verso solare. Quindi che sia Shokutsuki, che sia Kaeshi, che sia quello che fa nel dopo la gioca, cerchiamo di non portarlo lì, perché lì o avete uno che è alto 3 metri o bucate forse sul soffitto, non ha tanto senso, no? Quindi cerchiamo di portarlo ad un'altezza che abbia senso, ok? Si sia sensata. Un'altra cosa, i movimenti, tutti i movimenti non sono fatti di braccia, sono fatti con il corpo, quindi è il corpo che prende, è il corpo che ritrae, è il corpo che colpisce, poi il gioco è solo un prolungamento del vostro corpo, quindi non sforzate il colpo oltre il naturale andamento del vostro corpo. Se le braccia fanno così, siete qua, capite bene che non siete in una buona posizione, no? Quindi qui, e finisce lì,
Quindi io da qui posso arrivare lì, devo andare più lungo, devo muovere il corpo per poter via, non devo allungarmi così, non devo arrivare qua, cose strane. Quindi cercate di essere naturali nei movimenti e non andate a sbarellare in giro per il momento, poi sbarelleremo dopo. Ok? Questo vale un po' per tutti gli zucchi che vi farà vedere Giorgia adesso. Ok? Andiamo avanti con il terzo dei 5 affondi, che è Ushiro-tsuki. Affondali dietro. Allora, anche qui comincio come ruotando l'anca, quella della gamba che ho davanti. La mano che non impugna il gio va alla cima, la avvolge se volete come dall'altro, e ruotando l'anca lo porta, vedete, sotto il mio avambraccio, parallelo. È importante farlo ruotando l'anca, perché sennò se lo fate stando fermi succede questo, che ve lo sbattete sulle ginocchia, molto doloroso. Quindi ruoto e porto sotto, a questo punto passetto all'indietro e affondo come a volere idealmente perforare il petto di un avversario. Quando colpisco, il gioco va tenuto così. Vedete che le mie braccia creano una specie di quadrato, se volete, con il gioco. Una mano impugna dal basso, una impugna dall'altra, mi siedo leggermente per mantenere la stabilità e colpisco, ok? Quindi il completo è così. Bene. È più o meno davanti al vostro naso, davanti alla vostra faccia. Qui non va bene perché sono squilibrata, qui davanti neanche perché non ho calato il colpo, non troppo vicino perché se idealmente colpisco qualcosa può capitare che mi batti sul naso, ok? A distanza qui, come siete comodi. Facciamo? Allora, Ushiro-tsuki. 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 Quando lo tsuki il gioco colpisce, se vedete, è leggermente inclinato dall'alto verso il basso, quindi colpire così non va bene, dritto, ok, però con uno che è basso posso rischiare di mancarlo, ok, penetrare verso il basso. Ultima volta, Ushiro-tsuki, Ushiro-tsuki. Ok, perfetto. Adesso poi gli ultimi due cambiamo posizione di partenza, non siamo più in Honjō Kamae, ma siamo in quello che chiamano Tsuki Kamae, la guardia proprio dell'affondo. Vedete, sono sempre in anni, un anni leggermente più ampio di quello che tengo quando impugno il pen. Il gio è impugnato come se avessi fatto uno tsuki, una mano al fianco, l'altra mano a metà. Quello che facciamo adesso è Tsuki Gedanga Eshi, come il nome suggerisce è un affondo, Gedan, quindi lo raccolgo portandolo in basso e Eshi pilotando il corpo di risposta. Un Tsuki è come prima, quindi preso, vedete lo porto come a volermelo sbattere sulla spalla, ok? Idealmente il gioco va parallelo alla gamba dietro, quasi a scomparire, non si dovrebbe vedere, soprattutto quando uno porta la gamba. A questo punto ruoto l'anca, avanzo e colpisco. È un colpo al ginocchio, un colpo grande, ok? Proviamo, è un po' lungo ma... Allora, Tsuki Gedanga Eshi. Tsuki Gedanga Eshi. Molto bene. Ancora, Tsuki Gedanga Eshi. Tsuki Gedanga Eshi. Vado sul riflesso delle finestre. Ok. Oggi a colpire succede perché questo è un colpo più alto. Ultimo, Tsuki Jodanga Eshi Uchi, nome lunghissimo. Tsuki, stavolta lo raccolgo portandolo giù dan alto. Lo ruoto come a impugnare il pen se volete e avanzo facendo il vicino, come il colpo vicino subito, diciamo col pen, ok? Fatelo tutti poi. Quando la polvo, attenzione, come vedete il gioco rimane sempre un po' obliquo, le mani sono più o meno al centro leggermente distanziate,
è una parata in realtà. La parte più difficile probabilmente è la rotazione. Allora, la mano destra che l'impugno sta ferma, la mano sinistra lo lascia, la destra ruota fino a quando è sostanzialmente perpendicolare a me, riprendo, la faccio scorrere leggermente e avanzando colpisco, ok? Lo rivediamo. Sposto il alto, ok, bravissimi. Lo lascio, faccio ruotare con la destra, la sinistra li afferra, esatto, ok. Avanzo portando il dito sulla schiena e colpisco. Ok, proviamo. Suki Jordan Gai Shiuchi. Diciamo che poi i movimenti si ampliano, si mescolano e questo permette di creare una varietà tecnica dell'utilizzo di quello che sembrerebbe solo un bastone per camminare o un ramo per terra, a creare quella che può essere tutta una serie non coreografica ma tecnica per continuare e studiare uno strumento. Sullo shodo ci si fa una vita e imparo a scrivere, a fare alcuni movimenti con il polso, che è l'arte solo della scrittura, che si affinano in una vita. Sensei diceva proprio Ichido, una vita, Ikkyo Ichido. Ikkyo lo farete per una vita. Tutto parte da là, è il nucleo centrale, le basi sono tutto. Era un po' il concetto di prima, nella tecnica, quindi stare nelle basi. Ma cosa c'è dietro alle basi? Dietro alle basi c'è la loro possibilità di rottura. Vediamo un attimo, uno tutti basso al ginocchio, apertura, uno, da qua, fuori, tutti centrali. È molto semplice, non c'è molto lavoro da fare, se non anche che per me è capire quello che c'è dietro a darvi le basi e farvi ancora più bassi. 1, 2, 3, bassi e poi recuperate la vostra eleganza. Dovete essere umili per poter essere bravi e questo dovete sempre cercarlo all'interno di un sistema protetto. Qui non sono protetto, qua c'è una lama, nel collo, quindi devo essere qui sono sempre protetto, ma perché mi faccio umile. Se restassi ampio, boom, me lo tirerei addosso, no? Invece deve essere qualcosa di bello, di elegante. Fatto in awase, in armonia, o teniamo questo qui. C'è comunque una fase di contatto, ok? Non abbiate paura di far suonare i jo. I jo sono degli strumenti. Anche il fatto che un sensei senta la vostra intensità di scontro è una cosa positiva, è una cosa bella. C'è kimochi, c'è intenzione, c'è chime, energia, potenza, non è sbagliato, sono solo degli strumenti. Se rompe il violino ne compro un altro, quello che conta è il musicista. Provate, forza, tutti nelle stesse linee per piacere.
Adesso l'attacco dal basso viene verso l'alto, no? Stiamo cercando di far crescere le cose. Il tema, ripeto, si sta spostando e siamo adesso dietro alla tecnica. Dietro al violino c'è un bravo musicista, dietro alla tecnica ci deve essere un bravo guerriero. Perché dico guerriero? Non perché abbia a cuore la guerra, ma perché abbia a cuore la protezione. Dovete avere a cuore la protezione delle arti. C'è chi fa jiu-jitsu, c'è chi fa judo, c'è chi fa aikido. Guerriero modernamente, cioè oggi, vuol dire prendersi cura di un'arte e proteggerla. Partendo da voi, da una buona costituzione, da saper suonare lo strumento, da saper maneggiare bene un jong, un ken, e questo deve essere quello che è dietro alla tecnica. Le tecniche sono le note. Voi siete musicisti, quindi cercate di capire che la tecnica è solo uno strumento per migliorarsi. L'altro è un collega d'orchestra che mi aiuta a entrare in sintonia con quelle che sono le mie potenzialità. Mi fa cambiare ritmo, mi fa recuperare una battuta se sono in ritardo, mi migliora. Quindi è grazie agli altri che riusciamo a coltivare e a crescere noi stessi. Quindi da questa parte siamo, ripeto, spostati su, dietro alla tecnica, dietro al gioco, dietro allo strumento, c'è un buon guerriero, c'è un buono spirito che coltiva e protegge l'arte per se stesso e per gli altri. Andiamo avanti quindi con dal ginocchio un attacco all'ala e molto semplicemente andiamo a portarci in protezione dietro, lasciando la deviata sufficiente. Cosa vuol dire? Non devo essere egoista, se no lui qui profondamente arriva.
ma devo essere altruista. Se lui viene avanti come proiezione, lui resta fuori, ma io sono dentro. Devo dare agli altri. Quante volte diciamo nei principi, ma non bisogna essere egoisti. Dai, non dategli sotto, dategli la vostra relazione, la vostra distensione, ciò che avete da offrire, porgeteglielo. Tutto qua. Quindi apertura mentale e apertura fisica, da qua uno, se devo proprio entrare nella guardia o nel problema, lo affronterò. Attenzione bene, apertura qua, non di più. Qui rischiate che uscite e lui rientra e io sono morto. Quindi cerchiamo quanto basta, vedete, siamo in relazione buona. Da qua, toc toc, vedete, si fa quel movimento del polso, deve fare questo. Questo è fermo. È un movimento unico, una spirale che va verso di lui, che cerca la relazione ancora. Qui, ok? Proviamo, dai, hai loro.
fatto di apprezzare l'arte vi fa capire che non esistono note stonate o gruppi di note che possono non funzionare insieme. Dipende da come ho orchestrato il sistema, dipende da come ho gestito. Non ci sono movimenti sbagliati in quasi nessuna disciplina, devo saperli però mettere in un certo contesto, perché fare qualcosa fuori tempo, se sto suonando un'opera ben precisa, no. Se invece ho delle situazioni di contesto, come c'è ad esempio nel randori di Aikido, nel randori di Judo, dove ho una moltitudine aperta di occasioni, di possibilità, e lì è proprio la creatività che vi può dare una marcia in più su quelle fasi lì. Però attenzione a non scorporare e a non cambiare quelle che sono i kata o le tecniche, che invece sono dei sistemi universali per studiare. Poi ognuno può prendere la propria parte di, ripeto, strada e creazione, ma la cosa importante è rispettare una crescita universale, uguale per tutti, e poi andare a creare qualcos'altro. Allora, un discorso che vi volevo dire è che non serve solo andare indietro, si può anche andare in avanti, ok? Quindi mentre vengo avanti, 1, 2, posso elaborarlo in vari modi uscendo a destra o a sinistra, non ci sono cose sbagliate, questo è importante da sapere. Ci sono nuovi metodi da imparare, quello sì. Come anche sono uscito, sono rimasto dalla parte destra, ma come faccio per andare a sinistra? No problem. Potete farlo, cioè dopo diventerà la vostra abilità. Io per la parte di Joe adesso ho proprio finito, era giusto per farvi vedere il passaggio dalla tecnica a quello che è il dietro, il nascosto alla tecnica, che non è più la tecnica, è un soggetto, è qualcosa di vivo, di energetico, di frizzante. E adesso lascio spazio a Filippo. Non useremo più il gioco, poi lo mettete via, ma volevo farvi vedere una cosa che è non univoca, non prerogativa dell'Aikido, ma in cui nell'Aikido si enfatizza molto, soprattutto nello stile che seguiamo noi, perché il mondo Aikido ovvero la connessione tra i movimenti che facciamo con le armi, sia nel Joe che ogni tanto, e il Taijutsu, la tecnica della moneta. Joja nei Shuguri vi ha fatto vedere Tsuki, Gedan, Gaeshi, ok? Questo tipo di movimento. Lo stesso, ma proprio lo stesso movimento si può rivedere in vediamo un po' se lo vedo uguale. In Tsuki, Iriminami. Vedete che non ho fatto io lo Tsuki ovviamente all'inizio, però il mio movimento defilato, il portando qui e la mia chiusura terminale sono esattamente identiche a, vi faccio vedere, siamo lì, questo movimento con il Joe in mano e la chiusura. Al posto del Joe ho la sua bella spalla, al posto del Joe ho il suo bel braccio e io faccio il mio movimento di entrata uguale a prima. Non so se tutti hanno mai visto il Riminage. Il Riminage in questa forma, grazie, si sviluppa in uno squilibrio portato dalla spalla verso qui e un'entrata Irimi, dritta, quindi che lo porta lì. Ok? Defilo, vado a prendere la sua spalla, la porto al mio centro e mi abbasso. E già lui, vedete che assume una posizione buona per me. Con più, Irimi. Fine. Tranquilli, morbidi, non serve fare... Non serve a niente. È fatta male, è fatta di fretta, lui non era connesso, io ho tirato una spinta, è uno schifo. E lui l'ha sentita anche se fa finta di niente. Questa mi è tirata molto più piano e lui è molto più contento quando si alza. Era una tecnica che aveva molto più senso di quella di prima e quindi lo proviamo. Ok, Tsuki, noi ci spostiamo e andiamo il più possibile qui, dietro di lui, in una situazione di protezione
da un eventuale colpo. Ok, qui prendete in zucchi la spalla più che e la portate al vostro plesso solare. Poi ruotando estendete il braccio e entrate. Base, 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 non voglio tante robe. La caduta di UK in questo caso si può fare tranquillamente come ha fatto Fabio, in mano alle chiavi recuperate. Ok? Lo proviamo. Mettetevi sempre a linea. Poi per sicurezza puoi mettere il braccio in modo che se facciamo cambi almeno tieni lo stesso braccio che poi userai per andare
differenza abbastanza importante. In questo caso è a vantaggio mio. No, benissimo, cavolo, è facilissimo fare eliminare lei, è già bassa, non è un problema. Ma se eliminare deve farlo lei, e io sono un po' più alto di lei e anche un po' più grosso, anche se non fa snello, lei ha due possibilità: o farlo fermo, un po' più lontana come distanza qui tra di noi, in modo che io sia molto squilibrato e poi può andare. Oppure il problema è che se un pezzo pesa tanto, ve lo tirate addosso e vi cade addosso, è difficile, dovete muovere. dipende dal peso di un pezzo. Oppure potete andare, come è successo a loro, che è una bellissima cosa, sotto il suo braccio. Così. Lo stesso movimento, solo qui. Non cambia assolutamente niente nell'esecuzione tecnica, è un'opportunità diversa. Ah no, scusa, Questo è quello giusto, quello classico da esame. Questa viene molto meglio, più disparità c'è tra i due. più alto ancora. E guarda. Tutti. Non importa. Se riuscite ad andare sotto, va bene, è impossibile per me pensare di essere piccolino. Lei, come può pensare da qui di squilibrarlo? Deve andare a agire sugli stessi principi, ma passando sopra. Ok? Il principio più importante, dovete tenere in mente adesso, di Minaghe, è che lui per poter fare il Minaghe deve essere così. Se lui non è così, voi il Minaghe non lo fate, ma mai nella vita. Adesso io ho qualche anno in più di lui di pratica. Lui non è squilibrato, io posso tirare come un dannato. Lui è squilibrato. Fare il preliminare senza nessuno sforzo. Okay? Poi posso lanciarlo più alle scale, ma è una cosa successiva. Quindi benissimo il fatto di aver trovato una variante. La risposta è sì, si può fare allo stesso modo. Ok? Provate. Se avete disparità, sfruttatele.
vi ho detto, vi defilate, prendete e fate i liminali. Se prendete questa linea, il liminale si sviluppa a triangolo, ovvero esco dalla linea e rientro sulla linea. Okay? Quindi c'è sempre questo uscita e questo rientro sulla linea di attacco. Okay? Mi raccomando, è una cosa che un'altra cosa da purtroppo da tenere un po' in mente. Poi viene spontaneo, però poi Giorgia? Un ultimo riai. Sì. Che si collega al secondo scambio che ci ha insegnato Fabio Sensei. Ok, questa volta riponiamo Tanto. con tanto di tanto. Con tanto di tanto. Con tanto di tanto, con Tega esci. Allora, come primo lui arriva in suki. Ovviamente io non voglio essere infilzata, quindi esco e contestualmente prendo la mano. Poi vi ricordate la parata di prima. Idealmente questa è la parata in basso, stavolta io prendo e come prima facevo un bel movimento ampio, questa volta uscendo porto la sua mano oltre la mia testa per non tagliarmi la gola. Il movimento di Kotega esci. Kotega esci è questo squilibrio qui, lo porto idealmente verso sola, verso dietro. Una volta che lui è a terra, tenendo controllata la mano, la chiusura si fa così, come se fosse un macinino. Questa si sta sopra il suo naso e continua ad arrotolarsi. Questa serve sul gomito, come a dargli un calcio in faccia di passo dietro, e lo porto qui. Premendo, si disarma, ok? Vediamo ancora. Si può fare anche senza disarmo in realtà. Se non abbiamo abbastanza tanto si può fare anche senza tanto. Sì. Basta che lo facciamo anche senza, così vedete che funziona. tanto era per farvi vedere di non fare questo Esatto. tipo di movimento. Può fare da tutti. Qui. Questa è la chiusura a terra classica. La chiusura normale, la chiusura saccata. E tiriamo Kotega esci piano così possiamo andare a terra senza fare i salti, perché Kotega esci dopo un po'. È una leva un po' fastidiosa che Se non sostanzialmente siete abituati a subirla, ruota il polso. vediamo. Ma la mano va presa come? Prendendo con le 4 dita la base del suo pollice, quello che in giapponese si chiama kote. Il pollice va, se volete, tra l'anulare e il mignolo, facciamo anche un bel punto di pressione fastidioso che si può premere, apro, ok, e sostanzialmente vedete lo chiudo, le sue dita, su dietro. È un po' fastidioso, no? Ma fatto piano, insomma, si riesce, ok? Come rimasta? Copie di due. Vediamo. Ci vuole il Vuoi il backup? Se ne avete già. No, c'è il mio. Usiamo il mio. Adesso prova che uno qualcuno a picchiare, dai. C'è bisogno di armi, prendi le mie. Sempre in succhi da pelo, specie da tiro, questa è tira al pugno, number one. Questa mano, con questa mano
abbia Come essere alta perché è alta lui e quindi lui in equilibrio sempre per portare lui in equilibrio come prima sul corpo. Come fare prendi fuori e poi la cosa che si mangia la terra in questo movimento funziona? Allora prendi una prima volta e poi quello è l'inizio grazie a tutti quanti, scalate pure un pochino e mettetevi pure già in sé già un momento che le cose. Allora, intanto quello che è successo oggi è stata una ottima amalgama di quello che è il sistema judo, aikido, altre discipline, jiu-jitsu, quindi vi ringrazio a tutti quanti perché questo accade di solito solo ed esclusivamente se non c'è uno spirito che vuole, passare il termine, dire che il suo strumento è migliore di un altro. La mia premessa è stata totalmente rispettata, vi ringrazio perché proprio si è visto che dietro alla tecnica abbiamo trovato dei soggetti e dei soggetti con la mente aperta, con la possibilità di imparare sempre e questo è caratteristica che deriva dall'avere un open mind sempre fisso. E poi cosa c'è dietro alla tecnica? Quindi la tecnica mi dà delle basi, mi dà degli squilibri, mi dà delle indicazioni precise, sono dei sistemi universali le tecniche, vanno bene per tutti, però già nelle tecniche stesse si inizia a capire che ogni tanto bisogna adattare, bisogna creare qualche nuova variazione perché non tutti sono alti uguali, non tutti sono grossi uguali, forti uguali e questo ci porta a vedere cosa c'è anche dietro alla tecnica, quindi dei principi da migliorare
di noi stessi, delle parti di filosofia collegate con la disciplina, e questo è quello che è dietro alla tecnica, che è collegato alle persone, ai soggetti. E poi c'è qualcosa che è al di là della tecnica, cioè una volta che l'ho capita, l'ho imparata, capisco che ci sono ancora più significati anche fuori dal dojo, anche al di là della mia disciplina, e di solito è difficile arrivare a comprendere questo principio. Invece se ci sono già delle menti aperte siamo già in un'ottima fase, siamo già in un ottimo gruppo. Quindi ci tengo proprio a ringraziare tutti voi, perché è stato veramente molto bello per me poter praticare con Filippo, con Giorgia. Veramente vi trovo molto uniti, e questa è una cosa che fa molto hype, mi fa piacere. Spero ci saranno altre occasioni per voi, per loro, di averli qua, perché come spiegano, cioè, secondo me dovrebbe partire non un applausino, un applausone enorme. Aiuto. Grazie a tutti. Velocemente un piccolo cerchio, poi vi faccio andare, veloci, qua così, noi stiamo fermi anche voi. Ok, un po' una sorta di cerchio finale, se volete, dove dobbiamo solo condividere, perché al di là della tecnica c'è questo, c'è il noi di adesso, di oggi, e l'amicizia. Quindi questo è molto molto importante. Per capire cosa c'è al di là di una tecnica, probabilmente uno degli esempi migliori è questo, che loro oggi sono qui per loro sono qui per l'amicizia. Voi non bevete niente? È molto speciale. Al di là della tecnica c'è questo, che è qualcosa che non finisce qua ma che continuerà dopo, che quando saranno a casa ma quando io non ci sarò comunque anche lì con voi. Quando vi guarderete il video, quando penserete quel giorno l'ho fatto anch'io, questo è quello che secondo me c'è al di là di una tecnica. È un mio personale pensiero di come funzionano i principi. Questo dovete cercare, ok? Come noi, tra di noi, con voi adesso ci sarà il super banchetto qua che mangiamo, beviamo anche noi, tutti insieme. Una parola su quello che è stato il seminar, una parola, no 5 minuti, una parola, magari partiamo da Elisa e facciamo il giro. Un'emozione, una sensazione, quello che vuoi. Crescere insieme. Interessante. Wow. Qualcosa di nuovo. Crescere insieme. Molto utile. Stare insieme. Imparare con il male. Con il bene. Imparare da bene. Agonizzante. Caspita, non siamo mai finiti di imparare. Proprio per questo, grazie. Riaccolgo la mia parola, perché No, io volevo allora, dire bravi perché vi siete messi in gioco. no, è bello perché vedete che tra Yudansha si assimila a un piano similare, no? Cioè il ringraziamento di quelli che sono i vostri spiriti, insomma, della personalità e della possibilità di ognuno di voi di avere queste sensazioni, trasmettere diverse, di prendere, scambiarsi. Io rinnovo i ringraziamenti, una parola. Io ringrazio. Io ho due parole. Devo ringraziare Fabio per averci chiamato qua
a mangiare bene. È quello il discorso. E ringrazio voi per essere stati così disponibili a ascoltare Sono più di 2 parole, qualche maestro. sciocchezza che avete con noi. Grazie. Alla prossima. Alla prossima. Grazie ancora. Prego, andiamo a fare un po' di banchetto. Il carico è stato messo su YouTube, se volete rivedere alcune Giorgio, questo è mio, perché la in giro da qualche parte. Questo è mio Giorgio.